Un faccia a faccia durato oltre 4 ore, quello tra Roberto D'Angelo, magistrato della procura di Padova, e Felice Maniero, l'ex boss della Malla del Brenta in carcere a Pescara, nell'ambito dell'indagine riaperta dopo oltre 30 anni sulla morte di Matteo Toffanin, il 23enne ucciso la sera del 3 maggio 1992 alla Guizza, mentre rincasava con la fidanzata Cristina Marcadella. Un omicidio che da subito era sembrato un'esecuzione, quello del giovane morto per uno scambio di persona. Nel mirino dei killer c'era probabilmente Marino Bonaldo, oggi settantenne, soggetto che gravitava nel mondo della mala. 2 per ora le persone indagate per omicidio volontario: Andrea Batacchi in carcere e Sergio Favaretto, attualmente a piede libero. L'ex boss, noto con il nome di Faccia d'Angelo, è stato sentito in carcere a Pescara, dove sta scontando una condanna a 4 anni per maltrattamenti nei confronti della compagna. Qui ha fornito il magistrato informazioni utili ricostruendo i dettagli del contesto in cui sarebbe maturato l'omicidio costato la vita a un innocente.